Si è chiuso il mese di maggio, quindi si è chiuso un trimestre che è stato un trimestre assolutamente eccezionale, l'abbiamo vissuto tutti, il lockdown, la chiusura, le aziende, chiuse per decreto correlativamente all'emergenza sanitaria, c'è stato anche un'emergenza economica che poi diventa anche emergenza sociale se non affrontata. E la dimensione dell'emergenza sociale sta nei numeri dell'INPS. Sono oltre 200.000 i lavoratori in Veneto che finora si sono visti accreditare direttamente l'assegno di cassa integrazione tra ordinaria, in deroga e fondo di integrazione salariale. Più di 330.000 invece i lavoratori destinatari delle indennità da 600 euro, compresi stagionali del turismo e operatori dello spettacolo, mentre sono quasi 22.000 le domande accolte per il bonus babysitting. In termini di spesa pubblica parliamo di 600 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali, 400 milioni per gli autonomi, 40 milioni per congedi parentali e babysitter, complessivamente oltre 1 miliardo di euro. Il fronte più caldo resta quello della cassa in deroga, qui dall'INPS regionale arriva una nuova tabella di marcia. L'obiettivo è di riuscire a gestire tutta la fase autorizzatoria entro il mese di giugno, in modo da gestire poi i pagamenti entro la prima quindicina di luglio, anche per queste ultime 4 settimane, diciamo, di cogestione della cassa in deroga tra INPS e Regione. In Veneto intanto frena la caduta occupazionale e si registrano lievissimi segni di ripresa. Certo si parte dai 60.000 posti di lavoro comunque persi tra il 23 febbraio e il 31 maggio. Con la fine del lockdown a maggio il saldo occupazionale è tornato a essere positivo, più 1.437 posizioni lavorative. In questo contesto è una notizia la riapertura su appuntamento dei centri per l'impiego l'8 giugno.